Siamo al ristorante Giopiè La Margì di Bergamo e ci troviamo nella sala del ristorante e proprio quest'anno festeggiamo il 40° anniversario. È un ristorante storico amato dalla gente di Bergamo, dalla gente bergamasca e anche da molti turisti e avventori. Festeggiamo 40 anni e da 40 anni proponiamo la cucina tipica bergamasca. La nostra attenzione al territorio, ai prodotti delle nostre valli, dei nostri laghi sono, diciamo, quello che la gente ci chiede, quello che la gente vuole trovare e quello che la gente vuole ricordare ogni volta che viene nel nostro ristorante. È un ristorante a conduzione familiare, tutti ci adoperiamo per valorizzare i prodotti, tutti ci adoperiamo per dare ospitalità ai nostri clienti. Da mio padre, che già 40 anni fa aveva altre attività nelle valli e poi dopo ha deciso di venire in città portando appunto i piatti del territorio, e la nostra missione è quella di divulgare la cucina bergamasca in Italia e all'estero. Dai 1位は私の店のカソンチェッリ、ベルガモの郷土料理よ。Oggi abbiamo deciso di proporvi 2 piatti iconici della nostra cucina e molto rappresentativi. Sono ingredienti prettamente del territorio che valorizzano il lavoro dei norcini, il lavoro dei raccoglitori di tartufo, i produttori di formaggi e di vini. La prima ricetta è il risotto con il taleggio, le castagne e il tartufo nero pregiato della bergamasca. È un piatto che da molti anni proponiamo e riscontra molto successo. Oggi siamo nelle cucine del ristorante Giopiè Margì e prepariamo un risotto al tartufo nero pregiato dalla bergamasca, taleggio dell'Alta Val Brembana e castagne di bosco. Ora Noemi comincia a preparare tutti gli ingredienti. Dal taleggio gli togliamo la crosta e lo tagliamo a pezzetti. Nel frattempo io comincio a tostare il riso. Mettiamo un goccio d'olio di oliva. Dopo aver sfumato col vino bianco, proseguiamo la cottura con del brodo vegetale. Togliamo la parte esterna del tartufo, la corteccia, che andremo poi a tritare finemente. Abbiamo tritato il tartufo, ora tagliamo le castagne le abbiamo fatte bollire in acqua all'oro, le abbiamo raffreddate, le abbiamo tolto la buccia e ora le possiamo tagliare. A metà cottura cominciamo a unire gli ingredienti e cominciamo a mettere anche il taleggio, che si deve sciogliere piano piano. Mancano pochi minuti di cottura e ora passiamo alla mantecatura. Mettiamo un pochino di burro e poco formaggio, vai. Ancora. E per finire del tartufo nero a scaglie. Il risotto al taleggio dell'Alta Val Brembana, tartufo nero pregiato e castagne di bosco è pronto. Chi è questo che? Oh, l'arlecchino, patoccia! Un piatto fantastico, ha dei sapori eccezionali. O il piatto del Duca. Questo che? Buon appetito!
L'altro piatto che abbiamo presentato è il tagliolino, un tagliolino di pasta fresca che viene impastato con del vino rosso, in questo caso un Valcalepio, che poi andrà in cottura in acqua e sale come di consueto, e andremo a fare poi una salsa in casseruola con dei chicchi d'uva dolce, in questo caso l'uva Isabella o uva fragola. Viene sgranata, viene tagliata, viene fatta rosolare con del burro e della salvia. Aggiungiamo, per dare sapidità al piatto, della salsiccia bergamasca e dei chicchi di pomodoro, delle chicche di pomodoro. Facciamo rosolare per pochi minuti, facciamo saltare i tagliolini e il piatto è pronto. È un piatto che praticamente c'è dal primo giorno di apertura del ristorante, un piatto che da 40 anni è sulla carta. È un piatto apprezzato, un piatto che ha tutti gli ingredienti del territorio e per questo siamo soddisfatti e compiaciuti che continuiamo appunto a proporlo. Con il tagliolino all'uva si addice comunque un vino rosso, non una riserva, non un Valcalepio riserva, ma un Valcalepio base. Andiamo ad abbinare lo stesso vino che abbiamo usato per la preparazione del piatto. A tutti i bergamaschi nel mondo un abbraccio, un saluto dal ristorante Giopia Margina. Sta in fronte a te,